Immagina un uomo solo a cavallo che attraversa le campagne aride della Sardegna. Dietro di lui non c'è solo un esercito di contadini affamati di giustizia, c'è il sogno di un'intera isola. Siamo alla fine del 1700, mentre in Francia tagliavano le teste ai re, qui in Sardegna qualcuno ha provato a fare lo stesso. Non per odio, ma per fame, per dignità. Quell'uomo si chiamava Giovanni Maria Angioy, per alcuni un eroe, per altri un traditore. Ma la verità è che lui è stato l'unico che ha provato davvero a spezzare le catene del feudalesimo che ci soffocavano. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche per te conoscere le radici della nostra libertà è un dovere, iscriviti al canale e lascia un like per supportare la vera storia della Sardegna. Per capire chi era Giovanni Maria Angioy dobbiamo prima capire cos'era la Sardegna nel 1700. E ti avverto, non è una bella storia. Nel 1720, con il Trattato dell'Aia, la Sardegna passa a Casa Savoia in cambio della Sicilia. Come se fosse una merce, come se i sardi non esistessero. I Savoia mandano sull'isola i loro viceré, i loro funzionari, i loro soldati. E cosa fanno? Escludono totalmente i sardi dall'amministrazione della loro stessa terra. Tutte le cariche importanti vanno ai piemontesi, i vescovadi più ricchi ai piemontesi. Le decisioni sulla Sardegna si prendono a Torino, senza consultare nessun sardo. E il feudalesimo, quello che in tutta Europa stava crollando, quello che rappresentava il Medioevo più buio, i Savoia lo mantengono in Sardegna, anzi lo rafforzano. I feudatari continuano a sfruttare i contadini, a tassarli fino all'osso, a tenerli nella miseria più nera. I sardi morivano di fame mentre i nobili piemontesi si arricchivano, e quando i sardi osavano protestare, venivano derisi, chiamati sardi immolenti, letteralmente asinacci, pezzenti, vigliacchi, ignoranti. Immagina cosa significa essere straniero nella tua stessa terra, essere deriso, umiliato, sfruttato nella terra dei tuoi padri. Questa situazione andava avanti da più di mezzo secolo. L'odio della nazione sarda contro i piemontesi cresceva ogni giorno, e in questo clima di rabbia repressa, di dignità calpestata, nasce la nostra storia. Quello che appena sentito è solo l'inizio di una storia che secondo me almeno ogni sardo dovrebbe conoscere. Scopri come è finito il sogno di libertà di Angioy tra tradimenti e caccia all'uomo. La storia continua nel video completo.